Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6, che è da una vita che non lo porto, non gioco a Far Cry 6 da quando giocavo a Far Cry 6 e quindi è passato veramente tantissimo tempo. Signori, eravamo arrivati, ricordo completamente un cazzo, insomma sappiamo soltanto che abbiamo conosciuto il tigre, come cazzo si chiama, tutta la sua famigliola, famigliolissima, e io non so perché ho aperto il gioco ed ero qui, e che cazzo c'è? Oddio, ci sono delle guardie, che cazzi, cos'è? Propaganda, guardalo lì, reclute dei bandidos, più 5. Non mi ricordo manco che cazzo di armi avevo. Attenzione, colpo di aspetta che devo un attimo riprenderci la mano. Aspetta, con calma, troviamo una soluzione. Oddio, boomer, come cazzo ti chiami? Boom. Levi dai coglioni. Porca madonna, aspetta, ci ho perso la mano. Palese me. Oddio, no, come cazzo? Allora, signori, ci ho perso la mano e non poco. Fatto sta che andiamo avanti nella storia, andiamo subito all'avamposto di El Tigre, così accettiamo queste due missioni e andiamo subito avanti, così perché solo giocando possiamo riprendere un pochino il filo della situazione. Ok, eccoci qua nel nostro avampostello. Oddio, c'è una gallina. Ciao gallina, come stai? Tigrotta, questa foto valgono più di 1000 bugie. Nessuno sa cosa succede realmente all'interno della struttura biovida. Se hai ragione, giorno in regime, sto fottendo. Dai, mettiamo tu, dammi tu, levati dai coglioni. Dai, levati dai coglioni. Attenzione. Operazione, se non vedo non ci credo. San Gennaro. Dobbiamo andare in questo punto a fare la missione. Il punto più vicino dove possiamo trasferirci volendo è in questo avamposto e magari chiamiamo un veicolo, che poi mi ricordo che io ho la macchina. In effetti. Eccoci qua nel nostro avampostello. Signori, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un like e se siete arrivati a questa parte del video commentate con il vostro piatto preferito. Primo che mette pizza con l'ananas lo banno. Allora, chiamiamo un veicolo. Che veicoli avevamo? Oddio, quanta roba incredibilissima. Chiamiamo questo qui, lo Sokudo Mountainer. Chiama. Guardalo lì. Tiriamo subito. Anzi, aspetta un attimo. Aspetta, quale sale? Chiamiamo la nostra macchina. Vi ricordo che dall'episodio, vabbè, da quando abbiamo avuto la macchina freddiamo sempre l'autista. Ed è tradizione continuare a fare questa roba. Ogni volta che si vede l'autista qui bisogna freddarlo senza un porca boom. Figlio di puttana. Aspetta, boom. Vieni qua, fratello. Cagnolino. Ma veramente? Si levi dai coglioni. Ehi, tu volevi scappare al destino, figlio di puttana. Il destino non scappa da te, capito? Vieni qua. Ah, questo è il tassista, ragazzi. Lo portiamo dietro. Perdono, ma ho appena ucciso l'amico. Chi cazzo era? Ah, tuo marito. Ah, vabbè, allora già ti stava già sui coglioni. Vada via, signorina, vada via. I frecce. Di nuovo il cane. Ma allora proprio è invisibile sto cane, che cazzo è? Signore! Il panico. Allora, dirigiamoci verso indaga sulla struttura BOV. Vabbè, ma che cazzo è? Ah, i cadaveri. Ok, saranno i corpi di quelli. Cazzo, mi mancava Far Cry 6, raga. Purtroppo dobbiamo finirle tutte le serie. Ma tra Ark, Far Cry 6 e Fallout 4 è veramente difficile cercare di portarle tutte e tre avanti. E io proprio sono disorganizzato su queste cose. Quindi provo a finire Far Cry 6, che è anche il gioco che pesa di più sul PC. Cioè, non quanto Ark, ma Ark lo sto giocando ed è un gioco che difficilmente cancellerò. Vabbè, nel 96, vai a cagare il tigre! Guarda come... Oh, non ci credo, fatemi vedere. Se pinga queste cose è perché il nostro Boom avrà sviluppato l'abilità. No, l'abilità di un cazzo. Fai recuperare 10 cadaveri a Boom. 9 su 10 per sbloccare questo qui. Marca la posizione delle truppe nemiche e deve ancora sbloccare. Infatti mi ha pingato i miei amici. Ma c'è pure una casa. Ah, ma c'è un'imboscata. Vabbè, ce l'andiamo a fare, raga, una botta. Scendiamo. Attenzione, furtivi. Furtivissimi. Guarda, nessuno già visto, guarda. Ok, freddiamoli. Abbiamo l'arco di Rambo. Ma levate dei coglioni tutti. Ma si levi dei coglioni. Ma non spari, signore. Ma dove minchia sta andando con quell'arma? Abbiamo fatto tutti. Mamma mia, il panico. Boom, deciditi che cazzo hai. Non so se piangi o sei felice. Minchia se lo prendo. Vabbè, ci siamo già abituati. Dai con sta imboscata, veloce. Ok, l'ho presa. Io questo viene a cavallo. Con quanta mira, abbiamo freddato.
Polvere da sparo, una, ottimo. Questo ci serve, prendiamo pure questo che ci dà esperienza. Luttiamo come se non ci fosse un domani. Rotti i coglioni, sbaggati. Ma guarda pure questi, te ve la regalo. Andiamo, boom boom. Beh, il panico, ce lo siamo fatti di passaggio, sti imboscate, dai, ci sta. Pure mi suonano, sono pure amici quelli lì. Cioè, dopo che ho sfasciato tipo 3/4 del loro esercito. Tigrotta. Ok, sono vicino alla struttura il tigre. Non rompere i coglioni. Lorenzo la prendeva in giro. Per il twist. Ah, i suoi capelli bizzarri. Voglio vedere i suoi capelli ora. Mi ha incuriosito. Tatuaggi e capelli colorati. Bene, va bene, sappiamo come identificarla. Poi si scopre che era Sly Capobranco. Ok, siamo vicinissimi al luogo. Il biovida dovrebbe essere questo. Parcheggiamo qui. Mamma mia. Ma boom boom dove cazzo è? Direi abbastanza vicino. Andiamo di pistola, raga, proviamo ad essere furtivi. Oh, scattare foto. Cerca prove nelle strutture del biovida. X per usare il telefono. X per... cioè, tieni per scattare le foto. Ok, dobbiamo cercare le prove. Bene, minchia, ci ha dato un tutorial qua. Abbiamo finito il gioco, buon uomo. Allora, lì ce ne sono 1 e 2. Non vedo l'ora che boom boom sblocchi quell'abilità. Così almeno li pinga lui. Proviamo a entrare, proviamo ad essere furtivi. Ok, e qua abbiamo scoperto qualcosa. Un obiettivo militare. Questo non so che cazzo è. Ok, abbiamo disattivato la sicurezza. E godo. Questo lo possiamo, volendo, uccidere così. Direi che è morto. Questo qui, volendo, possiamo eliminarlo. Così ci leviamo subito il problema. Proseguiamo ormai per di qui. C'è qualcun altro qua, non so dove, ma c'è. Sarà qua dentro magari. Sono gabbie. Tengono dei prigionieri. Eccolo. Ok. Fuori dai coglioni. E Gabriella, capelli colorati. È morta. Guarda. Stai ancora vivo. In mezzo al suo vomito. Servono più foto. Uomo, soggetto rifiuta l'ultimo protocollo del trattamento. Accusa deterioramento della pelle. Gravi palpitazioni cardiache, vomito e getto. Si vede. Mamma mia, li torturavano malissimo, raga. E qua facevano, raga, esperimenti bruttissimi, Ora sì. Bene. E stiamo attenti perché qui dovrebbero esserci altri nemici. Sicuramente qua dentro. Sono 2. Ehi, dottoressa, buongiorno. Che cazzo aveva lei? Eccola la chiave aveva. Perfetto, in teoria abbiamo eliminato tutti. Disattiviamo l'allarme. No, è già disattivato. Ottimo. 2 guardie arrivano. Perfetto, mamma mia con quanto stile. Ok, adesso qui, beh, qua abbiamo trovato una chiave. Chiave stazione. Perfetto, di entrare possiamo entrare quindi. Qua c'è una nota del medico. Ok, dobbiamo cercare altre prove. Guarda, scattiamo le foto, raga, sono tutte prove. Usano gli uomini come cavie. Servono più foto. Più foto. Quante cazzo ne devo fare? Un selfie in primo piano? Bene, almeno qui abbiamo trovato tutte le prove che ci servivano. Usciamo di qui. Allora, salta. Qua ci sono 2 guardie. Una lì, una di fianco. Dovrebbe essercene ancora un'altra. Secondo me è un cecchino qua sopra. Io mi prenderei l'altezza. Ok. Non vedo il cecchino. Sarà qua sopra. Bene, bene, bene. Eliminati tutti. Eliminati tutti. Ok, chiudiamo questa valvola. Oh, il cane adesso ha completato la sfida, ragazzuoli. Può pingare i nemici. Godo. Guarda qui, raga. Mamma mia. E che culo però, dai, aggiungerei. Bene, signori, la missione è completata. Dobbiamo ritornare al campo e parlare con Lorenzo. E io direi di farlo subito tramite un viaggio rapido. Quindi sappiamo che facevano esperimenti pure sugli umani. Sicuramente tutto con questo viviro, vedete. Oh, attenzione, filmato. Lorenzo, I took pictures of that place Ron was talking about. You swipe to the left. They look free to you. Mierda. This is why Libertad and La Moral are fighting. You can hate us, but at least we're doing something about it. No one deserves this, Lorenzo. This is happening all over Yara. You just can't see it from so high up this mountain. I can't look at this anymore. I didn't vote for Castillo.
The war is over. So that was a waste. Está bien. Shoot the tree. Vediamo. Intanto è una missione compiuta. Abbiamo una missione secondaria, ma io a questo punto andrei sempre a fare missioni principali. Vediamo quest'altra. Dobbiamo parlare con Lego, la tipa che abbiamo conosciuto nell'episodio scorso. Parlami, cagami! Oh, quanto sei gnocca! Aiuta i giovani guerriglieri nelle loro missioni. Vai, dammi tutto. Allora, dobbiamo andare di qua. Mamma mia, 3000 metri. Andiamo di aeroplano. Guardalo lì. Ne abbiamo due, ma sono identici. Vai. Sali, madonna. Come cazzo si sale? Porca madonna. Vai, si vola, sono pronto. Aspetta che non mi ricordo un cazzo. Com'è che si pilotava sta roba? Bene, l'unico problema è che in questa zona sicuramente non ho distrutto tutte le contraeree. Ciò significa che potremmo esplodere male, ma questo è un altro discorso. Mamma mia, dove dobbiamo andare? Qua sotto, raga. Vabbè, noi siamo qui. Vabbè, vi taglio tutto se non esplodiamo. Attenzione, ci siamo ragazzuoli, siamo molto vicini. Vediamo se riesco a fare il giro delle morti. Memme mie. Oddio no, contraerea, madonna, buttiamoci. Ok. Spies and hackers. La Moral sounds like the real deal. Guarda che cittadina. Vabbè dai, siamo arrivati, ero per i coglioni. Chiamami quando arrivi lì, siamo qui. Cos'è, li richiami ora? Siamo arrivati. C'è un elicottero. Ma è tutto nemico qua, mamma mia, è pieno di gente. Vabbè, ce la facciamo, ce la possiamo fare. Ok, facciamoci i primi due. Guardie incredibili. Lotta. Con quale precisione? Ci abituiamo subito. Ok, la richiamiamo. Monron, I'm at Concepcion. How do I find La Moral? I'll send you a peek. Show no one. What are you sending me? It will help you find the door. Don't forget the password and remember. Curfew. Ah, questa è la zona dove dobbiamo cercare la tipa lì. Va bene. Diamo subito il cecchino così eliminiamo la guardia che è qui. Forse ce n'era un'altra lì. Merda. Perdonami. Fai una cosa, vai Bombo. Perfetto. No. Ok. Perfetto. Vai. Ok, gran premio. Ci siamo sbloccati pure una gara. Bello comunque sto posto. Tutta sta cittadella qui mi piace. No, non apre il paracadute. Non apriva il paracadute come su Words. Signorina, si tolga, madonna. Che cazzo. Sempre lì davanti a rompere i coglioni. Comunque all'interno di quest'area dovrebbe esserci appunto questo edificio che ci ha mandato nella foto. Bisogna soltanto riconoscere un edificio giallo con delle colonne rosse. Che cazzo ti avete, puttana. Mi dissocio. Eccolo, è questo. Colonne rosse. Ma dove cazzo si entra? Magari è pure da questo lato. Sì, direi di sì. Aspetta che magari rinfoderiamo l'arma. Ok, è qua da qualche parte. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì. Ah, ho due foto, bene, ok. Per forza questa allora, dai, è questa. C'è una porta segreta. Attenzione, colpo di scena. Muerto el perro, se acabó la rabia. E ci fa entrare con il suo cappellino. Welcome to El Agujero. Try anything and I'll cut your head off and use it as a football. Nice to meet you too. My name's Danny. Alfredo. Alfredo, buongiorno. Alfredo, come down the stai? stairs. Boom boom. Scendi le scale. Vabbè, ma dove cazzo siamo? Ci siamo riforniti. Qui ci lutto il mondo. Nuovo luogo per lo spostamento rapido. Attenzione, un altro filmatino incredibilissimo. I need 6 volunteers. I'll talk to my people, honey. Big Jorge and Anna's gangs are probably on the ship. You're Yelena? Mierda. Direi di sì, comunque poco socievole, ma è lei. Danny, right? Where's my medicine? You mean Libertad's meds? I gave them to the legends. No, you handed it to some retirees shitting their diapers on top of a mountain. What could you possibly want from them? We need more than bullets and guerrillas to take down Castillo. Like it or not, Yaranos love the legends. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. We could use La Moral's help. You know why Clara never told you about us? Because to her, we're just a bunch of kids playing with guns. She loves to talk about the future. But it's her future, not ours. Clara's just a Castillo who lost his dick. So you have a better plan for Yara?
Bullets first, politics later. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got the jump on us a couple of hours ago. She's holding my people hostage on a cargo ship. I'll go. Alone? I don't get it. Consider us even for the meds. Save my people and I'll think about it? Minchia come accettiamo subito. Noi vogliamo soltanto riunire libertà. Ce ne stiamo fottendo il cazzo del resto. Dai, andiamo subito a salvare sti ostaggi. Ti seguo, così andiamo a cavallo. Smart dog. Take all the Rasol. Cos'è? Prendi il cavallo. Andiamo a cavallo. Oddio, esplodono banane a caso. Come trovo un punto di ritiro? Ma è qui il punto di ritiro. Aspetta un attimo. Ma che cazzo? Vabbè, è un po' buggato comunque questo cavallo, Andiamo. Come on. You're with Libertad? I am. I think it would be great if we joined forces. Yeah? We've been fighting and we've been winning. But Admiral Benitez will always have more than we do. We kill one soldado today. Tomorrow they get replaced with 3 more. And when La Moral people die, there's no one replacing them? Imagine. On top of that, these farmers and the people just trying to survive don't want to fight. We need fresh blood. Real fighters. What about getting the legends to join? We tried. None of those abuelos want to fight. I heard a lot of them even support Castillo. You heard wrong. Well, I don't see any abuelos fighting now. I'm working on it. So, how do these farmers get a helicopter? Quello me lo chiedevo anch'io, appunto. È incazzatissimo sto cane. Boom boom, mangialo. Che belli questi posti, ragazzi. Guardate qui. Guardate qua, tutti spaventatissimi in questo gioco. E questo è l'elicottero. Bene. Ok. Un attimo, fammi lottare che qua c'era pure una scatolina. Quello che ti dà un accessorio, un gadget per il cruscotto o qualcosa. Un ciondolo, bene. Che cazzo fai? Non so se devi guidare tu. Vabbè, allora dillo prima. Chiedo qui. Vai. Ok, quindi ci porterà fino a questa nave. Chissà dove cazzo si trova. Più vicino che posso, grazie. Ma è quella la nave? Mamma mia che posti, raga. Guardate che bello, raga. In modalità foto posso proseguire il dialogo. Sta roba non lo sapeva. Volevo vedere la modalità foto. Ma come cazzo si gira però? Ruota fotocamera. Ah, così. Guarda quanto siamo fregne. No, ho scattato una foto. No, di nuovo. Vabbè, annulliamo tutto. Ma dove cazzo siamo? Comunque siamo arrivati. Penso che siamo qui vicino. Quello è lo Scouthouse. Ma io non vedo un cazzo. Ecco, ora lo vedo. Bene, grazie bro. Grazie Calixo. Bene, dobbiamo buttarci. Allora, l'avamposto è questo. E già qui possiamo notare dei nemici. Che se riuscissi a farlo in volo, raga, tanta roba. No, ho sbagliato tutto nella vita. No, peccato. Ok, non è successo niente. Aia, ma che cazzo c'è sott'acqua? Oddio, gli squali, madonna. Mi mordono il culo. Dove cazzo si sale ora? Dove cazzo si sale, madonna, squalo di merda. Guardalo. No. Vai via, cicchissi. E qua, sali. Ma qua sono, mamma mia, ho sparato un colpo a caso e si è allarmato mezzo mondo. Prendi la pistola. Stiamo molto attenti, è piena di gente sta nave. E c'è ancora gente da qualche parte qui. Non so chi cazzo sparano. Ma vabbè, fatti 2. Ok, qui libero. Sono incazzatissimi. Buongiorno, ma lei che cazzo fa? Buon uomo? O donna? O quel che è? Ok, qui sembra tutto safe. Cosa ho preso? Ho preso una nota delle note. Qua sembra libero, andiamo dall'altra parte. Si può rompere qui. Aspetta che qui nessuno mi ha visto. Li eliminiamo tutti così. Mamma mia che fail della vita. Ok, fuori uno. Mancato malissimo. Ok, fuori un altro. Come cazzo l'ho lisciato qua? Beh, impossibile, raga, lo prendo. Guarda. Vabbè, è buggato. Il panico. Mi sono stoccato il classico dito che mi stocco da 20 episodi.
È sempre quello che si rompe. È vero che hanno suonato pure l'allarme. Ma porca puttana. Attenzione. Già se riesce, raga. 1, 2. Vabbè, qua non funziona, perdona. Hai rotto i coglioni. Esplode il barile. Sta cazzo di allarme. Ok. Devo salvare gente qua sotto. Madonna. Por favor, ti aiuto io, fratello. Salva gli ostaggi, ma non so. Non ho capito dov'è. Ma è qua dentro? No. No, nel container. Può essere? E non so se è nel container. Devo trovare i comandi però. Eccoli qui. Ok, faccio scendere il container qua dentro. Aia, mamma mia le ossa. Aia, spostati. Mamma mia. Buon uomo. Buongiorno, come state? Oddio quanto incazzato. Ok, ha inviato delle barche. Bene. Merda. I finti yarani. Sono un vero yarano io. Rompere i coglioni. Quindi ora arrivano qui in barca. Noi abbiamo l'arco di ramo. Oddio. Ci stanno bombardando. Merda. Prendo l'elicottero. Difendo io. Volete giocare sporco? Giochiamo sporco. Che puttana. E qua è solo che è molto difficile spararli così. Madonna. Sì, è impossibile, raga. No. Riandiamo alla nave normalmente. Dai, apri il paracadute. Che culo, non so come non sono morto. Dai, non riesco. Mamma mia, è lentissima la visuale quando si pilotano ste robe. Ma come funziona? Appena si avvicina una freccettina abbiamo risolto il problema. È impossibile. Sì. Presa. Fuori uno. Madonna, è difficile, porca puttana. Dove cazzo sono ste barche? Sono quelle? Bene. Vai. Oddio. Con quanta animazione. Andiamo. Fatemi mettere la torretta cortesemente. Mamma mia, una missione con Boomer. Boom, ma che cazzo. No, il cane. Ti salverò dopo. Ma che bastardi. Vabbè, in barca. Dai. Vabbè. Surriscalda. Dai che non posso. Ok, dai. Sì, surriscalda sta cazzo di torretta. Male che ho ucciso il pilota. Ce l'abbiamo fatta, è una missione compiuta. Sto sudando. Obiettivo completato. Oh. Mamma mia, raga, sudata. Non ti incazzare, con calma. Ok, chiamiamo non so chi. Elena. John, your people are safe. I heard. We even for the supplies? Fuck yeah. Need me for anything else? Come back to El Aguero. Shit is getting real. We need to rally our people and talk next steps. Dale. I feel like bad shit. Allora, ragazzuoli, io andrei intanto a prendermi quest'arma unica. Come vedete in questo villaggino c'è un'arma unica, che è praticamente qua. Vieni qui. Dove cazzo? Ora come si va qui? Posso rompere questi? No. Dai, non salti un cazzo, madonna. C'è la porta. Ma non si rompe. Vediamo se si rompe così, perdonami. Funziona. Tecniche, allora. Dai, non ci credo, è rimasto. Ma perché, madonna? Ma c'era la fine. Ma dai. Comunque, cassa presa. Riti mortali. Guarda lì, che cazzo di arma è. Fantastica. Prendi tutto, lutta tutto.
E per questo episodio, ragazzoli, di Far Cry 6 noi possiamo salutarci qui con questo sfondo incredibile. Guarda quanto è figo, il paletto incredibile. Signori, per questo episodio noi ci fermiamo qui e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6 dove andremo avanti nella storia. Ciao belle mie.